Fratelli e sorelle, in questa santissima notte, nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita, la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto conserverà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati dello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno per Cristo nostro Signore. E ora viene preparato il cielo pasquale. Cristo, ieri e oggi, principio e fine, alfa e omega. A Lui appartengono il tempo, i secoli. A Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Per mezzo delle sue sante chiame, gloriosa, ci protegge e ci custodisca. Cristo Signore. Abbiamo preparato il cielo e ora quel fuoco che è stato benedetto lo accendiamo. Ogni volta che viene innalzato il cielo, vogliamo riconoscere in quel cielo il Signore risorto e canteremo insieme. Rendiamo grazie. La prima volta saranno i ministranti soltanto ad accendere le candele. La seconda volta, al centro della chiesa, saranno i ministranti a portare la luce del cielo alle candele. E poi ve le potete passare di candela in candela, perché è la luce di Gesù che si diffonde tra le quattro mura della nostra chiesa. Quindi nessuno
Cristo, luce del mondo. Rendiamo grazie a Dio. Gioisca la madre Chiesa, splendente
E ora comincia il secondo momento di questa veglia pasquale, quello della proclamazione della parola di Dio. Preghiamo. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con un cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo unico figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento l'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiocatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Egli
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione, nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi capi e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi capi e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi capi e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro capi, così che a stento riuscivano a spingerli. Allora gli egiziani dissero:
Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare sul far del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore mi travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scappò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Allora gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:
concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto, per Cristo nostro Signore. È il momento della gloria. Adesso sarà svegliato il Cristo risorto, saranno accese le candele dell'altare, suoneranno le campane a festa, innalzeremo l'inno del gloria dopo tutto questo tempo quaresimale, perché il Signore è risorto. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e diverrà
secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua resurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrata nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui, è quel luogo dove l'avevano deposto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Parola del Signore. È Pasqua e noi la Pasqua la stiamo vivendo dentro le 4 mura della nostra Chiesa Madre. Tutti i 4 momenti di questa notte ci dicono che è Pasqua. Il primo momento, la liturgia della luce, ci dice che è Pasqua se si accende un nuovo fuoco, se si accende una nuova speranza, se si accende la vita. Mentre veniva benedetto il fuoco, il sacerdote, tra l'altro, diceva: Signore, benedici questo fuoco nuovo e accendi i nostri cuori. Questo che significa? Che se noi siamo entrati un po' tristi per la situazione di vita che stiamo vivendo in questo momento e usciamo nella stessa tristezza, non è Pasqua. Se noi siamo entrati scoraggiati per quello che la vita di ogni giorno ci chiede e usciamo scoraggiati, non è Pasqua. Se noi siamo disperati delle situazioni che questo tempo ci fa vivere e non usciamo con un pizzico di speranza, non è Pasqua. Quando è Pasqua? Quando si accende la vita, quando si accende il nostro interno, quando si accende la voglia di dare il nostro contributo per una vita più bella, più buona, più sana, quando ognuno di noi è pronto a fare la sua piccola parte. Non sono gli altri che devono fare, che devono cambiare il mondo. Ognuno di noi, in casa, nella famiglia, nel lavoro, nella vita di ogni giorno, deve fare la sua piccola parte, con fiducia, con coraggio, con impegno, anche se talvolta può venire la voglia di dire: ma chi me lo fa fare? Anche se ci ritroviamo in una situazione che ci porta a scoraggiarci, no, noi facciamo la nostra piccola parte.
se no non è Pasqua. E allora si è acceso il fuoco, si è accesa la luce. Questo deve significare vittoria della luce sulle tenebre, vittoria del coraggio su ogni scoraggiamento, vittoria della speranza su ogni disperazione, voglia di impegnarsi in prima persona, liturgia della luce. Poi liturgia della parola. Ci siamo messi in ascolto della parola di Dio. La prima lettura parlava della creazione e poi quella preghiera bellissima. Signore, grande è stato il momento della creazione, ma ancora più grande è stato il momento della redenzione. Dio ci ha creati, Dio ci ha dato la vita. Dio ha detto ad Adamo ed Eva: dominate sugli uccelli del cielo, sui fiori del campo, sui pesci del mare, dominate su tutte le creature, siate i signori di tutto il creato. Ma poi Adamo ed Eva, l'umanità, non sempre sono stati obbedienti al comando del Signore. Lui ci ha dato la vita e talvolta noi distruggiamo la vita. Ma ecco che Dio non rinuncia al suo progetto. Manda il Figlio suo per darci di nuovo la possibilità di amare la vita, di servire la vita, di far progredire la vita. Grande è stata la creazione, ma ancora più grande la redenzione. Perché con la redenzione Gesù ci dà quella dignità di figli che abbiamo perduto, quella dignità di vita a immagine e somiglianza di Dio. Dio è uno che crea la vita, che promuove la vita, è amante della vita, e noi dobbiamo essere collaboratori eccezionali di Dio creatore, amando la vita. Seconda lettura dell'Esodo. Dio salva il popolo che era schiavo in Egitto attraverso il passaggio del Mar Rosso. E quando passa per il Mar Rosso il popolo canta: mia forza e mio canto è il Signore. E quindi in questa notte di Pasqua si può accendere una vita nuova, possiamo essere portatori di speranza, possiamo essere portatori di vita nuova soltanto se lasciamo spazio al Signore nella nostra vita. Mia forza e mio canto è il Signore. Con la forza del Signore io posso cambiare vita, io posso migliorare la mia vita, io posso dare il mio contributo nel mondo, nella Chiesa, ovunque mi trovo, perché la vita cresca. Con l'aiuto di Dio, Lui mi libera, Lui mi salva, Lui mi cambia la vita, Lui mi rende capace di meraviglie. Poi abbiamo sentito la lettura di San Paolo, che ci ricorda che con il battesimo siamo morti con Gesù e siamo risorti con Gesù. L'acqua del battesimo e lo Spirito Santo significa sprofondare con Gesù e risorgere con Gesù a una vita nuova. È possibile una vita nuova con la forza del Signore risorto. Che Cristo regni nei nostri cuori, che Cristo risolga nei nostri cuori, perché la nostra vita sia nuova, perché la vita del mondo intero sia nuova. E poi il brano del Vangelo: e non andate in quel sepolcro per ungere, chi ci rotolerà via la pietra, ma con loro grande meraviglia trovano la pietra rotolata e l'annuncio: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Annuncio della risurrezione. Gesù ha sconfitto la morte. Con Gesù anche noi possiamo sconfiggere la morte, la malattia,
la tristezza, lo scoraggiamento, la fragilità, la debolezza. Gesù assume la nostra fragilità e ci rende forti. Gesù assume la nostra debolezza e ci dà la sua forza, la sua vita. A momenti vivremo il terzo momento di questa veglia pasquale. La liturgia battesimale. Non abbiamo battesimi stasera, ma rinnoveremo le promesse battesimali. E diremo per 3 volte: rinuncio a Satana, a ogni seduzione, rinuncio al male. E poi diremo: credo in Dio Padre, ma credo in Dio Padre se mi abbandono nelle braccia di Dio Padre, se faccio la volontà di Dio Padre. E allora sarà veramente Pasqua. Abbandonarsi nelle braccia di Dio e affrontare le difficoltà di ogni giorno senza scoraggiarsi, abbandonati nelle braccia di Dio. La sua forza diventa la nostra forza. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, che ci ha amati fino a morire in croce per noi, che ci ha amati fino a sacrificarsi per noi, che ci ha amato per salvarci dal peccato, per liberarci. Anche noi, se crediamo in Gesù, dobbiamo ringraziarlo per il suo grande amore, impegnandoci nell'amore verso i nostri fratelli. Chi crede in Gesù vive e ama alla maniera di Gesù. E poi l'altra promessa battesimale: credo nello Spirito Santo. Manda, o Signore, il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra. Lo Spirito con il quale è stato creato tutto quanto. Lo Spirito che ci viene donato da Gesù risorto. Lo Spirito che ci rende capaci di comunione. Lo Spirito che ci rende capaci di unità, che ci rende capaci di servizio, che distribuisce talenti, doni. Credo nello Spirito Santo. Significa: voglio essere docile allo Spirito Santo. Voglio muovermi come mi muove lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo ci muove verso la gioia, verso la pace, verso l'amore, la bontà, la tenerezza. Se io manco di amore, se io non sono operatore di pace, se io manco di tenerezza, non sono docile allo Spirito Santo. Manda, o Signore, il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra. Ecco le promesse battesimali. Noi le rinnoveremo perché vogliamo impegnarci ancora una volta, e allora sì che sarà Pasqua, a vivere fiduciosi in Dio Padre, ad amare come ama Gesù Cristo, che è morto ed è risorto per noi, e a muoverci mossi dallo Spirito Santo, docili all'azione dello Spirito Santo, che non vogliamo soffocare dentro di noi. E poi il quarto momento di questa notte di Pasqua, la liturgia eucaristica. Con il pane e il vino, qui sull'altare, attiene ancora nel sacramento la Pasqua. Ancora una volta Gesù muore e risorge per noi. Ancora una volta dà il suo corpo, versa il suo sangue per tutti noi. Come ho fatto io, fate anche voi. Fate questo nelle nuove vie. E allora guardate che noi viviamo veramente da uomini della Pasqua, quando anche noi ci doniamo ai nostri fratelli, quando noi viviamo da veri figli di Dio. E Pasqua, se ci impegniamo a vivere da veri figli di Dio. Siamo tutti figli dello stesso Padre. E Pasqua, se ci impegniamo a vivere da veri fratelli. Luce ci dice che è Pasqua se vinciamo ogni scoraggiamento, ogni disperazione. Parola ci dice che è Pasqua se noi ci lasciamo formare dalla parola che è creatrice, parola che crea, parola che salva, parola che libera. Battesimo ci dice che
questo popolo meraviglioso che è il popolo di Dio, popolo di uomini liberi. Eucaristia e Pasqua, se noi come Gesù siamo capaci di donare il nostro corpo, di versare il nostro sangue, di sacrificarci. Ogni piccolo gesto è importantissimo, non dobbiamo fare grandi cose, basta uno sguardo, basta un sorriso, basta una carezza, basta un essere vicini, un farsi prossimo dell'altro, non lasciare solo, fare una piccola parte, la propria piccola parte. Ringraziamo il Signore perché ci dà gioia, ci dà speranza, ci dà luce, ci dà vita e diventiamo portatori di gioia, portatori di speranza, portatori di luce, portatori di vita. E ora con le dita ha inizio la liturgia battesimale. Santa Maria, Madre di Dio, San Michele, Santi Angeli di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Chito e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena,
Fratelli e sorelle, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che veglia in preghiera in questa santissima notte, memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancora più mirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placcato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo, per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberato dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E ora saremo aspersi con l'acqua e quelle gocce che cadono su di noi significa un rinnovato impegno a vivere da figli di Dio, da battezzati, da membra vive del corpo di Cristo.
sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia, ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i vostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È di Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
prese il calice, di nuovo rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e a te da vita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pietro e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, il suo ausiliare Cesare, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni all'uomo ogni benedetto. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Chi deve ricevere la comunione rimane in piedi, gli altri possono sedere.
Infondi in noi, o Signore, lo spirito della tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali viviamo concordi nel tuo amore, per Cristo il nostro Signore. Riceveremo adesso la benedizione finale di questa celebrazione. Vogliamo diventare veramente portatori della gioia del Signore risorto. Vogliamo portarla in una maniera particolare ai nostri fratelli anziani, ai nostri fratelli ammalati, ai nostri fratelli che sono soli, ai nostri fratelli che sono in difficoltà. Facciamo dei piccoli gesti, un gesto di amicizia, un gesto di solidarietà, un gesto di prossimità, un gesto di tenerezza, se è necessario un gesto di perdono, un saper chiedere scusa, piccoli gesti che portano però pace, che portano armonia, che portano comunione, e allora sì che sarà veramente Pasqua, e allora sì potremo dire con la nostra vita, con la nostra quotidianità, che il Signore è veramente risorto. Voglio ringraziare tutti quelli che siamo presenti, il signor Sindaco, le autorità. Voglio ringraziare chi si è impegnato per la riuscita di questa celebrazione. Ogni anno viene preparato in una maniera così bella, l'altare, con tanta cura, con tanto amore, con tanta delicatezza. I ministranti si adoperano per fare il loro servizio, il coro si adopera per dare gioia con il canto e creare comunione e armonia. A questo serve il canto, serve a farci diventare un cuor solo e un'anima sola. E ognuno ha fatto la sua piccola parte, il Signore sa quello che ciascuno di noi ha fatto, con quanto amore, con quanto sacrificio, con quanto impegno. Lo stesso amore, lo stesso sacrificio, lo stesso impegno lo vogliamo mettere in tutte le piccole cose della nostra vita di ogni giorno. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per ricevere la benedizione. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio, che vi rinnova per la vita eterna, nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi, che dopo i giorni della passione del Signore celebrate con gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia.